Mister, più che un pareggio, questo per 1-1 con la SPAL sembra un insegnamento. Saper reagire quando l'avversario la gioca sui nervi con la malizia, è sicuramente una squadra abituata anche ad altre categorie. Vi aveva messo in difficoltà scherzando sui vostri nervi all'inizio della partita? Sì, lì abbiamo peccato in quell'episodio, abbiamo peccato noi di ingenuità, loro sono stati furbi, e- però non posso fare i complimenti ai ragazzi, veramente, anche oggi hanno dimostrato di essere squadra, con la testa giusta, con la mentalità giusta, non hanno mai perso la testa. Non era facile perché dopo aver subito il gol si sono messi tutti dietro e non era facile. Però i ragazzi hanno giocato, chi è entrato ha fatto quello che doveva fare, quindi altra dimostrazione di una squadra che ha consapevolezza nonostante le difficoltà che si possono verificare in partita, però anche oggi veramente devo fare i complimenti ai ragazzi. Ecco, mister, guardando la mole di gioco sembra quasi che ci debba essere del rammarico per i 2 punti lasciati per strada. In realtà però guardandola da fuori emotivamente è un gran punto perché rischiava di essere... Sì, per come si era messa la partita, sì, però io sinceramente l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti pensavo di vincerla, sono sincero, perché loro hanno messo un po' più sulle gambe, noi qualche spunto potevamo sfruttarlo meglio, però i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto quello che dovevano fare. E niente, andiamo avanti, adesso ci prepariamo, cerchiamo di recuperare un po' mentalmente, fisicamente, sperando che qualche ragazzo recuperi dagli infortuni e andiamo a farci questa partita domenica. Ecco, mister, ha fatto una rivoluzione all'intervallo perché ne ha cambiati 4 quando la Torres chiama, Diakite risponde presente perché era da un po' che non stava bene, ha tornato subito. Sì, era reduce dall'infortunio, poi ha avuto problemi con l'influenza, quindi non era al 100%, però si è presentato e ha fatto la prestazione, ma non ci sono dubbi insomma, sotto questo punto di vista. Ecco. Anche chi è entrato dopo, Lora, lo stesso Lora, che è un ragazzo eccezionale, che si allena sempre a 1000 e merita anche lui queste soddisfazioni. È diventato anche Giurico che è fondamentale. Giorico l'ho forzato perché a un certo punto sinceramente diciamo che eravamo rimasti di portarlo in panchina sperando di non farlo giocare. Questo era l'inizio perché ha fatto in pratica solo un allenamento con noi, solo ieri la rifinitura. Però c'è stato bisogno, lui se l'è sentita e insomma e si è visto. E questa è l'ultima per me, guardando la sua squadra, che è una squadra che a volte un po' subisce i nervi, lo subiva anche l'anno scorso, lei forse è un po' l'elemento di calma, di raziocinio di questo gruppo. Ma non ho visto particolare nervosismo sinceramente, è stato solo l'episodio dove, ripeto, lui è stato più furbo perché si è buttato a terra, però ragazzi hanno gestito la partita, sono rimasti in partita con la mentalità giusta, non hanno perso la testa e questo poteva succedere perché poi ti ritrovi così in casa, la voglia di vincere, e invece hanno fatto la partita da squadra. Diakite, sei entrato, hai riportato la partita sui giusti binari con il tuo gol, un pareggio contro la SPAL che sicuramente vi è da insegnamento per il nervosismo iniziale, però dall'altra parte lascia anche rammarico per un'ultima prova dei Rossini. Sì, bisogna fare i complimenti a questo gruppo, bisogna fare i complimenti a tutti perché non era facile. Abbiamo iniziato subito col gol subito nei primi minuti e in più c'è stato l'episodio insomma, dell'uomo della espulsione di Gigi che poteva buttare giù chiunque, ma non noi, abbiamo reagito benissimo. Penso anche in 10 contro 11 non abbiamo subito forse niente, quindi bisogna fare complimenti a tutti perché questa squadra dimostra di avere grande personalità, grande carattere, abbiamo messo sotto comunque una squadra come la SPAL che nessuno l'avrebbe detto, però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e andiamo avanti. Ecco, hai citato Gigi, ti faccio due domande sui singoli. Una su Scotto, se gli hai detto qualcosa, visto anche il buon rapporto che c'è tra voi due. Invece in campo, ancora l'intesa con Fischnaller sembra doversi un pochino strutturare, non avete giocato tanto insieme. No, Gigi adesso l'episodio non l'ho visto di preciso, però diciamo il difensore loro è stato molto furbo, ha accentuato la caduta, però vabbè sono cose che succedono. Gigi lo conosco benissimo, so che
non è uno che cade in queste provocazioni, è uno che comunque sente molto la partita. E, vabbè, è stato un episodio un po' così, però dai, bravi noi a non farlo pesare. Ripeto, anche in 10 contro 11 penso che abbiamo fatto per tutti i 90 minuti attacco contro difesa, quindi veramente bisogna fare i complimenti a tutti. Per quanto riguarda l'intesa con Fish, io comunque non ricordo che abbiamo tramato bene, abbiamo creato delle belle occasioni, poi è normale, meno si gioca insieme, più si gioca insieme, più i meccanismi comunque vengono automatizzati, però penso che ci siamo comportati bene anche lì davanti in due. Ecco, 3 indizi con una prova, perché Perugia, Pescara, Spal, tutte prove superate comunque sia in maniera importante da subito, sarebbero anche Lucchese e Carrarese, a voler essere onesti, però in generale avete dimostrato forse ormai di essere davvero una squadra che si merita di lottarsi le primissime posizioni con le migliori della classe. Sì, io qualche settimana fa comunque ho detto, non era una frase di circostanza, ho detto che comunque questo gruppo è formato da 20-24 titolarissimi, quindi in questo periodo, anche nonostante le tante assenze importantissime, comunque i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato comunque ha sempre dato il massimo, si è sempre fatto trovare pronto, quindi bisogna dire che questo gruppo veramente merita di stare lì dove stiamo e niente, guardiamo domenica dopo domenica senza pensare, fare troppi calcoli e sapendo comunque che siamo una grande squadra. Vi faccio l'ultima, se non sbaglio il terzo sold out stagionale, il pubblico oggi nel momento forse più difficile vostro ha dato anche una mano perché ha iniziato a mettere tanta pressione anche sulla SPAL, sta imparando forse tra virgolette anche ad essere molto vicino alla squadra. No, c'è un clima diverso. Sì, assolutamente, questo pubblico è fantastico. Davanti a questa cornice di pubblico veramente ci tenevamo a portare a casa i 3 punti, però niente, oggi è andata così, ci sono partite durante l'arco del campionato dove meriti di vincere e non vinci, e partite magari dove sei un po' sottotono e porti i 3 punti a casa, fa parte di un percorso di crescita, quindi va bene così, dai. Daniele Giorico ci ha confessato il mister che non voleva neanche utilizzarti per questa partita, invece sei entrato insieme ai compagni nella ripresa per provare a recuperare una partita che era iniziata molto male, ma alla fine l'avete portata a casa con un pareggio e potevate portare anche i 3 punti dalla parte vostra. Sì, venivo da un piccolo fastidio muscolare, ho fatto un allenamento con la squadra praticamente, quindi c'è stata la possibilità di entrare, sono stato contento, fisicamente penso che il fastidio abbia risposto bene, non si è ripresentato, quindi siamo rammaricati per come è andata la partita, perché penso che abbiamo trovato abbastanza velocemente il pareggio e l'inerzia della partita era dalla parte nostra. Si poteva vincere, portiamo a casa questo pareggio con rammarico, come già successo col Pontedera, ma andiamo avanti ancora più fiduciosi. Ti faccio questa domanda perché l'ho già fatto anche all'Inter, ma lo faccio a te che sei un giocatore esperto che ha giocato anche altre categorie. Forse questa gara è un insegnamento, quando trovate delle squadre molto smaliziate, molto furbe, serve più maturità da parte vostra per portarla a casa con gli episodi. Sì, serve maturità, serve un pizzico di lucidità in più magari nei momenti decisivi, ma penso che alla squadra non si possa rimproverare nulla. C'è stato l'episodio dell'espulsione, sono cose che possono capitare, anzi ci tengo a fare i complimenti a Gigi per l'uomo che è, per la persona che è, perché ci dà una grandissima mano. Oggi è capitato questo episodio a lui, ma può capitare a tutti. Penso che la squadra si sia compattata, perché poi non è facile prendere un gol, rimanere in 10 uomini e riuscire a non perdere la partita. Questa penso che sia una grande risposta e che faccia vedere la forza, anche il carattere che ha questa squadra. Ecco Daniele, forse avete abituato talmente tanto bene in questo inizio di stagione che guardare con rammarico anche a un pareggio con la spalla è forse il simbolo di quanto siete partiti bene in stagione. Ma guarda, io penso che bisogna analizzare tutto sempre bene. Ci sono state partite in cui al primo tiro abbiamo fatto gol, lo sappiamo,
questo fa parte di un percorso che ci ha portato ad essere la capolista al momento. Abbiamo fatto ottime prestazioni e partite come col Pontedera che sembra che la palla non voglia mai entrare. Quindi deve essere un insegnamento anche per noi. Ci sono tanti modi di vincere le partite, bisogna mantenere la calma e l'equilibrio, ma penso che questa squadra stia facendo dei grandi passi in avanti. Ultimissimo, eri infortunato in diverse sfide importanti di questa torsa, alcune le portate pienamente a casa dallo Sud, come quella di Pescara. Si vedeva oggi quando sei entrato che avevi voglia di tornare a essere protagonista del Sud. No, avevo voglia perché stare fuori è brutto, stare fuori è molto brutto. Si soffre di più quando si sta fuori che quando si è in campo, quindi avevo tanta voglia di rientrare e sono contento che oggi comunque abbiamo ripreso una partita, ripeto, giocavamo contro la SPAL, abbiamo messo sotto una squadra come la SPAL e questo ci deve far crescere sempre di più la fiducia e far capire che possiamo dare fastidio a tutti. Una partita molto equilibrata, abbiamo perso per qualche episodio, dispiace, dobbiamo subito guardare alla partita di giovedì e pensare subito al Pineto. È una giornata un po' così, ripeto, dove le squadre, la partita era molto equilibrata, poi quell'episodio lì un po' ha sbloccato un po' il tutto e lì non siamo stati bravi poi a riprenderla. Dispiace perché secondo me la squadra ha dato tutto, ha fatto quello che doveva fare, dobbiamo essere sicuramente più cattivi, magari secondo me in zona a gol, però non posso rimproverare niente ai ragazzi perché hanno anche oggi dato tutto quello che avevano. Tutte e due le cose, quindi sicuramente avrà visto molto bene Zannoni in settimana, in questi giorni qua, ha dato la possibilità al ragazzo di giocare. Ha fatto anche discretamente bene, poi è normale che bisogna anche guardare un coraggio perché ci sono diverse partite vicine, quindi bisogna anche guardare questo. Sì, siamo stati sempre in partita, anche in inferiorità numerica la squadra ha dimostrato voglia, determinazione, abbiamo sfiorato in qualche occasione anche il pareggio. È normale che con l'inferiorità abbiamo dovuto concedere un po' di campo, di spazi, però ripeto la squadra ha lottato fino al 96esimo, quindi ha fatto sicuramente una buona partita, però ripeto per vincere bisogna essere un pochettino più cattivi sotto porta, quindi questo i ragazzi lo sanno, bisogna lavorare su quella direzione e ripeto adesso bisogna rimettere un po' a parte questa sconfitta e pensare subito all'altra perché già in settimana abbiamo una bella partita.
Arriva un'altra vittoria in trasferta, arriva un 2-0 con la casellina dei gol presi 0 per la prima volta. Sì, dai, un'altra soddisfazione questa. Però quello che conta è la prestazione della squadra, perché siamo stati sempre in partita, non abbiamo praticamente rischiato mai, per cui devo fare veramente un plauso ai ragazzi che sono stati bravi dal primo all'ultimo minuto, rimanendo sempre sul pezzo, al cospetto di una bella squadra, una squadra forte che probabilmente non si aspettava di incontrare un COS così determinato, perché alla prima occasione siamo andati in vantaggio e probabilmente questo li ha un po' sorpresi, e per il resto della partita non sono riusciti, a mio avviso, quasi mai ad imperserirci, insomma. Diverse prestazioni da squadra, oggi forse prestazione da squadra ma anche con tanta attenzione in più, forse da questo deriva non aver preso gol. Sì, ma la squadra stava crescendo, gli ultimi gol che abbiamo preso sono stati fatti da una corazzata che è stata costruita per vincere il campionato, che è la Nocerina, per cui voglio dire, ci sta anche che in una partita contro una grande squadra mezzo errore e venga castigato. Oggi probabilmente, come hai detto tu, è salita un po' anche la concentrazione dei ragazzi, sono stati bravi a serrare le file, ma soprattutto a non concedere mai nessun tipo di occasione importante. Dove vuole arrivare sto COS? L'obiettivo è quello di raggiungere una salvezza quanto prima, in modo tale che ci consenta di toglierci qualche soddisfazione, che è senz'altro quello di lasciare spazio ai nostri ragazzi giovani che stanno crescendo. Oggi ha fatto l'esordio da titolare Scarafoni, che ci ha dato una grossa mano, ma così come ci ha dato una grossa mano Cosu quando è entrato, per cui se prima arrivano i fatidici punti che ci consentono di guardare con tranquillità il finale del campionato, prima questi ragazzi avranno spazio, perché stanno lavorando duramente in settimana, nella riprova anche il grande campionato che sta facendo la Juniores, dove i ragazzi che non vengono convocati volentieri vanno a dare una mano alla nostra seconda squadra, e questo sicuramente è una parte importante che dà forza e sostanza al progetto. Immagini che vi arrivano in diretta dal comunale di Latte Dolce, dove tra qualche istante avrà luogo il match clou di quest'oggi tra Latte Dolce e Cinzia Albalonga, squadre che sono già in campo. Piga per Marcangelo, ancora Piga, si chiude il triangolo, può avanzare il centrocampista di Mister Malogio, che tenta la conclusione da lontanissimo, in due tempi la fa sua Fusco. Si fa incontro Piga, preferisce andare lungo da Marcangeli, di petto per Saba. Se la sposta sul destro, poi converge verso il centro, supera tre avversari, Saba, limite dell'area, Saba, arma il destro, Saba, palo incredibile del numero 8, poi ancora Latte Dolce con Piga, una prodezza però a dire di no di Fusco. Apre il compasso dalla parte opposta per Piredu, li si fa incontro Piga, anche Fayet che poi si sgancia cercando il pallone, poi Saba, colpo di tacco, ancora Latte Dolce, il tiro e la rete! La rete di Piga, aiutato da una deviazione sfortunata di un difensore del Cinzia Albalonga. Latte Dolce che al quinto minuto si porta in vantaggio con il sinistro di Piga. All'11 di Mister Mariotti, ora Fayet, abile a sradicare il pallone da un avversario, prova l'assistenza dalla retrovia e poi c'è il tentativo di prima intenzione di Muscas. Ne ha 4 adesso addosso, converge verso il mancino, il suo piede, poi ci prova con un rasoterra impreciso. Però ancora una volta Latte Dolce che si affaccia in avanti del Cinzia Albalonga. 1-2 che fa per venire il pallone, ancora Cabeccia, rasoterra verso Saba, tenta la conclusione contratta, poi ancora Latte Dolce in avanti con il sinistro di Marcangeli, mentre Latte Dolce ne ha vinte 4, pareggiate 0 e perse 3. Ora si prova da lontanissimo il numero 2 Bigi, avvicino Fayet, vediamo cosa decide di fare Piredu, si mette in proprio, poi tenta un buon traversone per la testa ancora una volta di Scognamillo, è calcio di rigore, l'arbitro vede un fallo di mano, la concentrazione di Marco Cabeccia, va Cabeccia col destro ed è gol spiazzato
l'estremo difensore del Cinzia Albalonga. Cabeccia fa 47 totali finora in maglia biancoceleste. Toccato da dietro. Bigi. Di Cairano pensa al cross, poi ancora verso Bigi. Può anche tirare da lì Bigi, ci prova in questo momento Bigi. Conclusione del numero 2, la segue con lo sguardo Congiunti, pallone termina di poco alto. Pireddu in profondità a cercare Marcangeli, un po' in difficoltà Giordani. Marcangeli ce l'ha sul destro, la mette in mezzo Marcangeli, stava per combinarla grossa in maniera positiva il numero 10. Buona questa azione offensiva del Cinzia Albalonga. Sulla sinistra Sartor si coordina, incredibile la conclusione del numero 9, è incredibile anche la parata di Congiunti, botta e risposta, poi va via però in bello stile Piga. Sciabba tra le linee per Luca Scognamillo. Faglie un po' solo, Faglie si allunga un po' il pallone però riesce a riprenderlo. Faglie se la porta sul sinistro, Faglie, corner per il Latte Dolce. Muscas sul palo lontano, pallone che sfugge al portiere, che diventa buono per Faglie. Ci pensa un po' troppo Faglie, poteva cercare di concludere prima, non è riuscito però il numero 7. Gioca vis-à-vis con Marcangeli, poi manca, si sgancia Di Cairano di prima verso Maccari, poi Faglie, non c'è niente, secondo il tiro di gara. Arriva la conclusione per Muscas, cerca di andarsene sulla fascia di sinistra. Secondo il direttore di gara non c'è niente, intanto sul pallone, quindi Scognamillo può attaccare Latte Dolce. Muscas pensa al tiro, poi la mette in mezzo, rimpallo su un difensore del Cinzia Albalonga. 2 minuti di recupero. Ora può provare la conclusione da fuori Maccari, invece preferisce Cervali Cappai. C'è Pisano vicino, di prima intenzione, Congiunti ancora una volta sicuro. Sponda di testa di Cappai, Dorattiotto. Bello questa serie di passaggi del Cinzia Albalonga. Cappai, morbido dentro l'area di rigore per Sartor, che stava per addomesticare il pallone. Russu con esperienza. Osservato speciale sicuramente Cabeccia, che si muove sul primo palo. Poi pallone che arriva sulla testa, se non andiamo errati, proprio di Marcangeli. Parte Dorattiotto in porta. Bella la risposta di Congiunti a smanacciare sopra la traversa. Piga teso sul secondo palo, sponda di testa per Imo, che non riesce ad impattare. C'è Albanese, pensa al tiro, lo effettua, arma il sinistro. Ora Imo con Fiorini, Imo allunga la falcata, Imo, ancora Imo, tu per tu col portiere, cercava un compagno fuori dall'area di rigore. Arriva dalle parti di Milani, tentativo di dribbling di Milani, poi Bigi, limite dell'area, Bigi sul secondo palo, dove vincono i centimetri di Patacchiola, poi il tiro improvviso di Falasca, dice di no Congiunti. A vuoto Pireddu, ancora Milani, la mette in mezzo Milani per il tentativo del Cinzia Albalonga, ancora con Falasca. Sta cercando di raggiungere il gol che stava per arrivare in questo momento, ribattuto però il tentativo di Dorattiotto. Partita davvero godibile quest'oggi al Comunale Latte Dolce, però c'è ancora Sartor, pallone sulla destra dove ancora Congiunti a dire di no a Dorattiotto. Imo per Sciabba, ma finisce qui il match sulla ripartenza del Latte Dolce. Arriva il triplice fischio del signor Gabriele Sciolti, che sancisce la vittoria del Latte Dolce
Mister Mauro Giorico, una vittoria importante, un latte dolce maturo che è stata capace di battere una delle pretendenti alla vittoria del campionato come il Cinzia Albalonga. Ecco, quanto dà soddisfazione una vittoria del genere? No, sono contento e soddisfatto di quello che stanno dando i ragazzi. È chiaro che oggi era una partita difficile, tosta, perché giustamente come hai detto tu, questi ambiscono a stare nei piani alti di questa classifica ed era per noi fondamentale continuare la striscia positiva, perché dobbiamo cercare di camerare più punti possibili, soprattutto nel girone d'andata, in modo da non soffrire poi nella seconda parte di questo campionato, che molti chiaramente modificheranno le loro rose. Proprio per questo oggi era importante fare il risultato. La squadra si è espressa da subito bene, ha avuto subito un paio di occasioni per far gol, poi siamo andati in gol, poi ci siamo divorati qualche altra situazione molto positiva, siamo andati sul 2-0 e lì non abbiamo mai rinunciato comunque a riattaccare, però usando la testa, cercando di rischiare il meno possibile. La seconda parte è stata fatta su questa falsariga, abbiamo commesso pochi errori, ci siamo stretti nella nostra area quando occorreva, per poi cercare di pungere in ripartenza. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che comunque hanno fatto molto bene, per cui sono soddisfattissimo di questo risultato. Ecco mister, agli allenatori non piace parlare dei singoli, però c'è chi merita in queste ultime 3 uscite una lode particolare, parlo di Piga appunto. Prima correva tanto, si sacrificava tanto per la squadra e forse gli mancava quel gollettino in più che poi in queste ultime 3 giornate sta arrivando. Ecco, come sta vedendo il ragazzo e il suo percorso di crescita appunto? No, bene, sono soddisfatto di quello che sta facendo, sapevo già dallo scorso anno è cresciuto tanto e quest'anno si sta dimostrando anche in questa categoria di essere un giocatore importante per noi. Io gli auguro che vada ancora meglio per cercare appunto di decollare in questo mondo del calcio, perché lo step per il professionismo è breve, per cui ha tutte le doti per cercare appunto di salire ancora di categoria. Ecco, poi un periodo questo con tanti impegni, infatti avete fatto la partita di Coppa Italia, in più adesso vi aspettano altri 2 turni nel giro di una settimana e 2 trasferte tra l'altro. Ecco, quello che voglio chiederle atleticamente, fisicamente, come ha visto la squadra e come secondo lei si potrà affrontare questo periodo? No, la squadra sta rispondendo benissimo da questo punto di vista, i ragazzi sono molto preparati, sono predisposti bene a lottare fino alla fine, prova evidente che ne hanno nelle gambe. Dobbiamo continuare così, oggi riposiamo, domani purtroppo non possiamo fare uno scarico, facciamo l'allenamento di rifinitura lunedì e poi si parte già lunedì sera. Ci sarà questa trasferta contro la Romana e poi chiaramente dovremo anche affrontare una trasferta lunga come quella di Ischia. Però prima ce le togliamo, tanto bisognerà farle e meglio è. Vediamo di arrivare con la giusta mentalità, oltre che cercando di far recuperare i ragazzi in modo che possano avere energie per martedì e poi per domenica. Ecco, l'ultimissima in chiusura, le condizioni di Muscas, cosa ha avuto alla fine? È rimasto a terra, è uscito, solo fatica oppure... No, alla fine era molto faticato, è chiaro che si chiede un lavoro suppletivo, soprattutto i 2 esterni, laddove poi finiscono la benzina è chiaro che bisogna sostituirli, però un ragazzo che sta dando tanto anche lui, ma come tutti gli altri, per cui a me fa piacere poi togliere un giocatore se poi il risultato è quello di 2-0 e subentra il compagno, per cui non c'è nessun problema. Siamo con Piga, oggi
hai segnato ancora un altro gol, una bella prestazione. Oggi forse è stata una dimostrazione di maturità contro una squadra dalle grandi ambizioni come il Cinzia. Sì, come avevo detto durante l'intervista della Nuova Sardegna, diciamo che secondo me la squadra Albalonga, il Cinzia Albalonga, è una squadra importante. Devo dire che il primo tempo ci siamo dati da fare, comunque sia, ed è andata bene. Ecco, ti aspettavi così a 8 giornate di essere così in alto in campionato? Conoscendo i miei compagni sì, perché durante gli allenamenti penso che diamo sempre tutto, ci siamo sempre impegnati al massimo e soprattutto siamo un gruppo molto unito. Quindi ti dico di sì, poi vedendo i nomi delle altre squadre non ci avrei creduto magari neanche io, però dai, fino a quando dura noi continuiamo a dare il massimo e cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Ecco, stai facendo una buona stagione, sei diciamo uno dei perni del centrocampo del Latte Dolce. Quello che ti voglio chiedere, gli obiettivi del Latte Dolce li sappiamo, però qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Ma il mio obiettivo personale è quello di impegnarmi in ogni allenamento, sicuramente non sono un ragazzo che si mette limiti, ma comunque sia penso che prima venga la salvezza e poi venga Giovanni Piga. Prima arriva la salvezza e meglio è, dai. Ecco, invece, se posso, qual è il consiglio che ti dà più spesso mister Giorico? Quelli che si Giorico possono mi dice dire. di correre, poi magari di inserirmi un po' di più per cercare di fare qualche gol che sta arrivando quest'anno per fortuna, basta poi di dare una mano magari ai terzini e poi di stare lì sempre a pressare, comunque sia dare intensità alla squadra. Roberto Capai, oggi diciamo forse la prestazione non migliore diciamo, della stagione contro il Latte Dolce, molto ostico, soprattutto che si chiudeva bene. Ecco, quello che ti volevo chiedere è cosa vi è mancato oggi? Ci è mancato un po' tutto, diciamo, soprattutto al primo tempo abbiamo approcciato la gara con un pochino di distrazione. Non eravamo lucidi, poi loro hanno trovato il gol, meritatamente anche se con un po' di fortuna. E niente, sono stati bravi loro, ci hanno aggredito e questo deve servirci un pochino da lezione anche per il proseguo del campionato. Ecco, una sconfitta diciamo, per imparare. Ecco, qual è il messaggio più importante, lo step di crescita che deve fare il Cinzia per poter raggiungere l'obiettivo? Lo step è quello di cercare di capire il più possibile che in tutti i campi si fa fatica, è una legge non scritta, cioè, soprattutto quando si viene in terra sarda, comunque le squadre sono sempre agguerrite, giocano su ogni pallone alla morte e noi dobbiamo essere bravi a soprattutto trovare continuità di prestazione e oggi ci è mancata. Ecco, invece ti volevo chiedere in chiusura, ecco, un commento, magari sul lato dolce ti aspettavi una squadra così ostica, così diciamo difficile da affrontare e soprattutto pungente quando riparte? Sì, me l'aspettavo perché conosco il mister, ho sempre seguito le sue squadre, quindi so che è un gioco molto aggressivo, sulle seconde palle, pratico, quindi soprattutto nelle partite in casa credo che mettano in difficoltà nel futuro tante squadre, quindi mi aspettavo il Latte Dolce agguerrito, ci teneva poi a far bene con l'esordio nel nuovo campo e purtroppo è andata male per noi.
Antonio De Marcus, l'Atletico Uri torna alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, ne parlavamo anche con Melis, primo tempo complicato, poi la gara si è messa in discesa anche complice la superiorità numerica. Sì, è stato un primo tempo complicato perché forse avevamo anche troppa voglia di vincere, di riscattarci e quindi avevamo un po' di frenesia nel cercare magari subito la palla avanti anziché anche sfruttare l'espulsione loro, quindi muoverli un po' come abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Poi una volta che si sblocca la partita diventa più facile. L'altra squadra è molto forte, comunque anche in 10 ci ha dato del filo da torcere. Questo campionato è così, tutte le squadre sono forti, quindi bisogna stare attenti ogni partita, dare il 100% ogni partita e cercare appunto di vincere ogni partita, perché essendo un campionato molto equilibrato puoi vincere e perdere con chiunque, bisogna stare molto attenti, sbagliare il meno possibile, sfruttare le occasioni come questa partita che abbiamo sfruttato appunto l'espulsione loro e siamo stati bravi a vincerla. Un brivido nel finale, ma era veramente troppo tardi per anche poter immaginare di buttare via una vittoria che, come abbiamo già detto più volte, avete ampiamente meritato la ripresa. Sarebbe stata l'ennesima beffa, veniamo da 2 partite difficili, la prima scorsa settimana, 2 settimane fa qua in casa non meritavamo assolutamente che andasse così, quindi dovevamo riscattarci e siamo stati bravi a farlo, non era scontato, quindi bene così, bisogna continuare così e pensare già a mercoledì perché abbiamo 2 partite ravvicinate e dobbiamo fare il massimo dei punti in queste 2 partite. Come si prepara una partita complicata come quella di Cassino in così poco tempo? Sicuramente ci viene molto d'aiuto il fatto di essere un grande gruppo e quindi abbiamo molte riserve che non sono riserve, quindi la squadra può girare, la squadra che va in campo è sempre forte, quindi dobbiamo essere uniti in tutta la squadra, ognuno deve fare il proprio lavoro quando scende in campo e fare del proprio meglio, quindi non abbiamo paura delle sfide ravvicinate perché abbiamo una bella rosa e dobbiamo sfruttarla. Al termine di Atletico Uri Romana in compagnia di Lorenzo Melis, l'uomo che ha sbloccato la partita. Lorenzo, primo tempo complicato, nonostante la superiorità numerica avete fatto un po' di fatica a creare pericoli dalle parti del portiere avversario, poi nel secondo tempo il tuo gol è defilato via tutto un po' più liscio. Sì, hai detto bene, il primo tempo abbiamo un po' faticato perché comunque veniamo da 2 sconfitte amare che non ci sono scese giù e credo che dopo oggi ci siamo rialzati alla grande come una squadra vera, compatti e dobbiamo continuare su questa linea. Cosa non è andato nel primo tempo? Forse un po' di paura dopo i 2 KO consecutivi? No, magari paura no, perché comunque siamo una squadra che ha poca paura, andiamo in tutti i campi a testa alta come si è vista a Cava, magari ci è mancata un po' di tranquillità, credo che ci è mancato quello, però poi come abbiamo iniziato a giocare ci siamo sbloccati e abbiamo fatto una gran partita da squadra vera. Questo girone G rimane come sempre, d'altronde è un campionato estremamente equilibrato, se si guarda la classifica oggi siete sia usciti dalla zona play-out e per assurdo diciamo vi siete anche avvicinati a quella play-off, la classifica rimane cortissima. Sì, è una classifica corta come hai detto tu, è ancora presto per parlarne, dobbiamo dare continuità, continuare a fare quello che facciamo in settimana, lavorare bene e credo che tutto sarà ripagato poi. Adesso Cassino, campo difficile, una parità che oltretutto arriva fra 4 giorni. Sì, campo difficile, hai detto bene, però noi ci teniamo questo risultato e ci alleniamo con tranquillità, andiamo lì a tentare di vincere, come ogni campo.